Spagna, i popolari vincono in Galizia e i nazionalisti nelle Paesi Baschi. Russia, primari in tale rete internet per gli oppositori di Putin. Italia, Guardia di Finanza, aumentano le denunziazioni. Caccia, primi giorni e già sono 13 le morti. Regione siciliana, la Corte dei Conti dichiarò che aveva una voragine di 6 miliardi in tale suo bilancio. Benedica a tutti. Successo per il partito dello presidente del governo spagnolo Mariano Rajoy, lo Partito Popolare che vince le elezioni in Galizia lo passato 21 di ottobre. Lo suo candidato Alberto Núñez Feijóo ha riuscito a conservare e aumentare la maggioranza assoluta dei popolari, alcanzando il 45,7% dei voti e 41 seggi di 75. I socialisti dello PSOE perdero 7 seggi, pigliandone solo 18. Mentre la nuova formazione di sinistra galiziana, AGE, trasenta lo Parlamento con il 13,9% dei voti e 9 seggi. Nei Paesi Baschi invece lo Partito Nazionalista Vasco ha alcanzato il 34% e 27 seggi, mentre gli indipendentisti di sinistra di Bildu il 25% e 21 seggi. I due partiti hanno acquisito la maggioranza assoluta, forticalo dell'UPSOE che di 25 seggi passa a 16 e dell'UPP di 13 a 10. L'opposizione russa scegliò la rete internet di 45 membri del nuovo Consiglio di Coordinamento, organismo che ha visto a trasformare le proteste di piazza contro il presidente Vladimir Putin da un movimento meglio organizzato e organico. Per il voto in tale rete, iniziato lo passato sabato 20 e concluduto lo martedì successivo, dopo un attacco di hacker, si registrarono 170.000 persone, ma di queste potevano votare effettivamente chi ne avevano diritto 97.000. Vinceva un notoblogger Alexei Navalny, secondo il professore di genetica Mikhail Gelfand. Magari il primo ministro Monti vuole un piano di salvamento per l'Italia, per chi disse che si scanta che la democrazia parlamentare potesse abbattere l'Europa. A così affermò il deputato europeo inglese Nigel Farage, dallo suo intervento a Strasburgo lo passato 23 di ottobre. Farage parlò dell'Italia dopo aver denunziato i rischi per la democrazia che nascono quando una cinquantina di funzionari della Troica arrivano e dicono ai governi so quando a fare. Lo giorno 22 ottobre, lo settimanale online a Sud Europa pubblicò le informazioni che, secondo la Corte dei Conti, la regione siciliana alla fine dell'anno aveva stato avere una voragine in tale bilancio economico di 6 miliardi di euro. Dal 2007 al 2011 lo debito è diventato lo doppio a causa dell'aumento della spesa di travagliatura della sanità, che pesa per il 48% in capo tutto lo bilancio regionale. La spesa per le 7.000 travagliature delle società regionali è di 220 milioni di euro l'anno. Un altro punto critico per lo bilancio è la gestione della monnezza. Non ci sono passività dell'ente locale per altri 505 milioni di euro. Dai primi 9 mesi dell'anno, furono 50.000 le chiamate allo 117, numero della Guardia di Finanza che, mettuto a paragone con l'anno passato, aumentarono del 92%. Le chiamate per denunziare le reati fiscali aumentarono del 228% e arrivarono a 24.000. Le denunce vanno dalle vendite senza ricevuta fiscale alle travagliature in euro, ma a crescere di più furono chiede sopra le pompe di benzina, poi le occhi e le scommesse. In tale prime 35 giorni di caccia furono 13 le morte, tra queste magari un piccereddo e 33 cristiani feriti. Questo è lo bilancio comunicato dell'Associazione Vittime della Caccia. Tra il documento si dice midemma che non si contarono tutte le devote che solo per un colpo di fortuna non succedeva niente. La presidente dell'associazione dichiarò che il governo avesse a fare qualche cosa per fermare questa strage e che avesse a proibire la caccia. Lo giorno 21 ottobre, alle cantieri culturali di Aziza in Palermo, si tenne l'iniziativa dei cittadini europei per la raccolta delle firme per sostentare l'acqua pubblica in tale Europa. Lo promotore di questa iniziativa è lo Sindacato Europeo per i Servizi Pubblici, che rivendica 3 cose. 1. L'acqua è un diritto umano universale. 2. Lo servizio idrico non può essere privatizzato. 3. L'Unione Europea si impegna a fare valere questi principi nelle trattati e nelle convenzioni internazionali. Luca Navarra, uno dei relatori che presentò questa iniziativa, disse che il governo Monti ignorò l'esito del referendum del 12 e 13 giugno del 2011, onde il popolo si è espresso a favore della gestione pubblica dello servizio idrico, perché praticamente Monti propose a Rere in Arreola a favore della privatizzazione dei servizi pubblici che il precedente governo Berlusconi aveva presentato lo giorno dopo l'esito del referendum, ma che l'Alta Corte dichiarò incostituzionale. Magari lo presidente napoletano si scordava del referendum popolare, perché non fece niente per bloccare sta Arreola, mentre si poteva ricordare dell'articolo 136 della Carta Costituzionale che dice:
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di un'arreola di legge o di un atto che abbia forza di legge, l'arreola non ha più efficacia dello giorno appresso alla pubblicazione della decisione. Lo passato 19 di ottobre, lo GIP dello Tribunale di Patti comunicò che lo prossimo 6 di febbraio del 2013 hanno a comparire davanti al suo tribunale le 5 cristiane accusate di attentato alla sicurezza dei trasporti dopo la chiusura di alcuni tratti della crociata A20. Già ci sono commissari generali e esperti della sicurezza. I problemi sappiano un talo in nero del 2011, quando due gallerie tra Patti e Capodorlanno furono chiusi per pericolo di crolle e magari perché la polizia statale e chi da giudiziaria considerarono che a 94 anni l'incidente furono 610, tra questi 13 furono mortali e 400 le cristiane che restarono ferite. Bendica a tutti, palloni Serie A. Lo Palermo continua penultima ante la classificazione dopo la paraggio di domenica 21 P0-0 in casa con Luterino. Lo Catania ha buscato Milano con l'Inter P2-0 e si trova settimo con 11 punti. Nella prima divisione lo Trapani perdì in casa P0-1, con la prima ante la classificazione, lo Lecce. Pallacanestro, Lega 2. Due sconfitti per i siciliani in questa giornata. Lo Capodorlanno perdiva a Casale Monferrato 101-71 e lo Barcellona in casa contro Forlì per 92-94. Rugby Serie A. Sconfitta fuori casa nta Gironi A per lo San Gregorio 62-12 per la Capitolina. Nta Gironi B l'Amatori Catania vince facili per 30-13 contro l'Avezzano. Di 28 di ottobre al 4 di novembre in tante città e paesi di Sicilia si tiene la Fera dei Morti. La tradizione vuole che la notte tra il 1 e il 2 di novembre i parenti defunti visitano le case e lasciano regali alle picciriddi che la trovano la mattina quando si risvegliano. E per questo che in occasione di questa festa assai sentuta in tutta la regione si preparano le tradizionali bancareggi che vengono giocattoli e cose dolci di tutti i tipi. Le ferie delle morti si possono visitare a Palermo, Catania, Caltanissetta, Siracusa e in tante altre città e paesi siciliani. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo!